Amici del tubo, bentornati! Siamo finalmente qui, dove? Montello. Qui abbiamo una traccia che, se riusciamo a farla per bene, ve la metto sotto poi in descrizione, così tanto per soddisfare qualche palato fino, alla ricerca di sterrati nel periodo invernale che non siano sempre i nostri bei colli euganei oppure iberici. Quindi siamo qui arrivati, adesso è tardi, perché come avete visto magari il video precedente, ho fatto il tagliando da Vicenza Moto la mattina, sono esattamente le 3, è tardissimo perché siamo lontani un'ora e mezza da casa. Ci facciamo un bel giro per questa zona del Montello e vediamo un po' come sono questi bei tracciati, mentre Fabio piscia. Facci da culo! Io ho descritto l'intro di questo video, quindi proseguiamo. Dovremo trovare un bel tracciato fatto da Fabio. Ciao Fabio! L'altro Fabio, non quello che piscia. E poi ne avremo un altro là qua in zona vicino, però dipende da quanto ci mettiamo a fare questo sterrato. Lo vedete? Lo vedete Fabietto? Con la sua AJP. Che scuola! Pronti? Via! Iniziamo bene, una bella salita tipo eroica, ma quando vogliamo passare non lo so. Fabio! Ah, sto alzando tanta polvere. Ok, fermiamoci un attimo, fermi. Il Montello è un colle che, per la sua conformazione, offre numerose possibilità di percorsi di differente lunghezza e impegno. Pur essendo un colle di limitata estensione e altezza, massimo 327 metri dal livello del mare a Santa Maria delle Vittorie, lo sviluppo della sede stradale è di ben 235 km. Dal punto di vista degli itinerari da percorrere, il Montello presenta lo Stradon del Bosco, strada che percorre il Montello da un'estremità all'altra ai piedi del versante sud. La Panoramica, strada che percorre a mezza altezza il colle nel suo versante nord, offrendo una bella vista sul Piave, sulle colline e sulle prealpi, e durante le belle giornate con buona visibilità si possono vedere anche le Alpi. Poi abbiamo la Dorsale, strada che percorre longitudinalmente il Montello, e poi le 22 Prese, strade traversali che attraversano il colle da nord a sud, unendo lo Stradon del Bosco con la Panoramica, e in alcuni casi le prese proseguono oltre la Panoramica e arrivano fino al Piave, e incrociando la Dorsale. Però attenzione, come potete vedere adesso, ogni tanto quando si fanno queste prese, nei lati ci sono delle traverse che ti portano dentro al bosco. Dove si va a finire non si sa, perché bisogna provarle e buttarsi, però finiscono di solito o ritornando nelle strade principali o nelle solite prese. Però attenzione, perché probabilmente alcune strade mi dicono che sono vietate e altre libere per passarci in moto. Ah, un'altra cosa, non penso che si sia capito. Non sono tutti sterrati queste strade qua, gli sterrati si devono trovare, ci sono, e nella traccia che vi darò sono sterrati. Molto asfalto poi tra il trasferimento dalla traccia 1 alla traccia 2, ma sono dei bei sterrati. Quindi torniamo nel nostro video e godiamoci queste bellissime strade. C'è un cane, Fabio, occhio. C'è un cane. Occhio che ti arriva sparato. Oh, mamma mia. L'avete visto? Macchina.
Guarda che entrata, vai, gira. Vai, gira a destra. Sì. Sì. Aspetta che mi tolgo anche ABS. Di qua, bello, io seguo la traccia, dai il resto com'è. Qui sinistra, sinistra, sinistra Fabio. Visto, si mette proprio in mezzo. Perché si sono divertiti così tanto? Allora, dopo secoli di asfalto ci siamo ricollegati ad altra traccia che è al di là del Piave, che dovrebbe essere tutto così, forse guadi, scopriremo. Però tanto asfalto ragazzi, tanto asfalto, stancante anche.
Eh sì amici, perché se prima eravamo al Montello, questa zona qui, vedete? Tutta qua dentro, poi per attraversare il Piave, l'altra traccia era qua su, dovevamo uscire dagli sterrati, fare tutto strada normale, andare a cercare il primo ponte che ci faceva superare il Piave e poi per strada normale ci riconnetteva a questa zona qui che sarà tutto campi, 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 vigneti e campi. Solo che per arrivarci ci sono paesini, un po' lunghetta, stancante. Quindi qui è tutta così, una specie di eroica infinita, che oggi è venerdì, ma immagino sabato e domenica sarà pieno di gente, bici, guarda ci sono anche macchine, quindi se corri bisogna stare attenti, mai andare pianendo, anche perché se corro in polvero Fabio mi ha detto devo andare piano, che accelerate. Carino però, carino, molto carino, molto scorrevole infatti come mi avevano detto. Niente amici, io pensavo di farvi vedere boschi, bosconi e invece campi, sentieri qua, tanto asfalto, niente di che, non sono soddisfatto, non sono contento. Se ci si perdeva prima ma di più su quel Montello era meglio. Qui sono tre sterrate in croce. Insieme a una colonna sonora dedicato a Ludovico van Beethoven. Spero che possa piacere, se dà fastidio mi dispiace. Comunque, come dal titolo, la prima traccia nel Montello per noi è veramente dedicata e piacevole per i neofiti e per le maxi enduro, anche in due, sterrati tranquilli, sterrati semplici, adatto a tutti, quindi dedicato a, anche in inverno, farsi un giro in fuoristrada. La seconda parte invece, che è al di là del Piave, si trasforma più in un tracciato dedicato a enduro, comunque semplice, come con maxi enduro va benissimo anche in due, però si potrebbe passare in posti un po' dove non si potrebbe passare, vigneti, campi, guadi e possibile anche fango se ha piovuto, quindi campi, campi, campi. Noi come vedremo non l'abbiamo fatto tutto, ci siamo fermati a metà di questo tracciato fatto i nostri bastardi, perché era tardi, perché eravamo stanchi e abbiamo deciso di andare via, perché ormai anche era tardi, abbiamo iniziato tardi come sapete questo video. E non ho nient'altro di più. Torniamo ad ascoltarci il nostro Ludovico van Beethoven. Gente che cammina, occhio. Per di qua, giusto? Adesso troviamo le capre, le pecore. Per fortuna non sono andato di corsa. Perché c'è fumo? È passata una moto? Vai, vai Fabio, Madonna. Oh, occhio, destra. No, aspetta. Sì, destra. Loro sono andati perché sono enduristi. C'era scritto una moto. Sì, bravo, occhio che dietro è il coso, il camion. Wow, e qua? Ma, è questo il guado? Eh sì che è il guado questo. Fatta? Adesso ti riprendo. Vai, vai! Vai, vai! Yuhu! Vai, vai, sempre dritto! Vai, 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 vai! Guarda che fumeare, guarda che fumo!
Mattia non fuma. Vuoi rifarlo come Mattia? Vuoi rifarlo? No? Vabbè, andiamo via. Proseguiamo i mezzi campi. Oh, Madonna che sole. Poi qua dove si va? Dove si va qua? A sinistra. Di qua. Andiamo a seguire queste tracce. Io sì, sto seguendo la traccia. Ecco perché si sono divertiti qua, adesso è carino. Siamo a casa di un contadino veramente. Buongiorno. Ciao cane, ma... Giusto? Sì. Campi proprio. E mo? Di qua? E mo? Cosa? Sì dai, campi, carino. E che vi posso dire? Allora, un consiglio è, se siete lontani come noi che arriviamo da Padova, ci vuole un'ora e mezza per arrivare lì, è meglio partire la mattina e magari mattina, pranzo e qualche ora dopo pranzo si riesce a fare tutto, perché il primo giro dovrebbe essere sui 30-40 km, il secondo al di là del Piave era sui 150 km. Sì, è un tracciato scorrevole e attenzione alla gente, sempre rispetto, mi raccomando, quando si va a fare lì, non siamo piloti, è bello divertirsi, ma rispetto sempre. Non ci aspettavamo, vi dico questo. Ma sono solo gusti, io per esempio preferisco più cose di pietre smosse, montagna, cose così, però come detto già e ripeto, nel periodo invernale, quando si vuole fare qualcosa di diverso, il Montello ci sta perché neve non c'è. Per i neofiti
chi magari all'inizio o maxi enduro o anche in due, è un bel giretto. La traccia. Per quelli che vogliono la traccia, facciamo così. Siccome non ho spazio, tempo, metodo dove caricarlo e farvi scaricare un link, vi do un consiglio. Iscrivetevi al mio gruppo Telegram che trovate sotto in descrizione, dove metto sempre gli ultimi video che escono, promozioni, sconti e qualsiasi cosa utile che voglio condividere con voi, ok? E lì metterò da adesso in poi queste tracce. Ricordatevi di marchio Bastardi, ok? Bastardi ringraziate Bastardi. C'è anche il gruppo Bastardi se volete iscrivervi, ma lì non è un gruppo dove si condividono tracce, appunto perché non deve essere un posto dove la gente va per cercare tracce. No, è un gruppo Telegram che serve per fare gruppo, conoscersi, uscire, organizzarsi, condividere storie, parlare e queste cose qui. Ciao, al prossimo video. Ah sì, un'altra cosa, sapete già, iscrivetevi, campanella, se vi fa piacere, vi ringrazio. Ciao.